Salve a tutti, benvenuti in questo nuovo episodio. Oggi ci troviamo dalle parti di Magnago, stiamo salendo verso lo Youth. Siamo in compagnia di Guido, VLR, eccolo qua, che tra l'altro oggi è lo sponsor tecnico del video, grazie al suo Banshee Team, il quale ci ha fornito le biciclette per questa uscita tra l'altro molto rigida di temperature. E ora saliamo, siamo già a un buon punto, dai, ci vediamo dopo. Bene, ora partiamo per il Mitril. Qua lasciamo la casera. Dicono che ci sia un terreno drenante, adesso lo scopriremo. Bello scivoloso, bisogna prendere un po' di confidenza adesso. Urco. Non so come sto facendo a restare in piedi. Ho sbagliato. Da qua c'è sempre una bella vista. Così puliamo un po' le ruote. Ok, facciamo lavorare le braccia. E ora partiamo a fare il Kraken. Super scavato.
nel fango liquido. In mezzo alle grotte. Mamma mia. Mamma mia che tecnico. Oh, oh. Vai. Abbiamo trovato un po' di compagnia. E questo è un altro sentiero. Sì. Vai di qua. E di qua è un po' più scassato. Di qua esci su un sentiero e un altro. Cioè se vuoi fare il trekking è questo. Ci siamo raffreddati un po', No, vai davanti, se no vi rallento e intanto guarda dove andate. Grazie. Adesso andiamo a fare il Puerto Escondido. Belli questi salti. Sempre dritti, credo. Ah, ok. Bello croccante. Che avevo perso. Andiamo a fare l'ultimo trail di giornata. Partiamo. Dopo aver scollinato partiamo per il Barbarossa, se non sbaglio. Sì, sì. È bello questo pezzo. Sulle radici. Qua sì che è drenante. Mamma mia.
ok? Ciao! E anche per oggi abbiamo finito. Gran bella menata. Torniamo alla macchina. Direi che abbiamo preso giusto un po' di fango. Direi. Lavaggio bici sponsorizzato sempre da VLR. Giusto un po' di fango. Lava anche un po' la GoPro che è meglio.